con Paolo Levorato da Piazza a Milano per presentarvi, per annunciarvi, per lanciare il servizio sull'agricoltura con il senatore Mario Dalla Tor. Senatore Mario Dalla Tor, con lei oggi vogliamo parlare di agricoltura. Allora, agricoltura nel Veneto, una delle zone famose per il turismo, famosa per le industrie. L'agricoltura invece è una forza, tanto per fare un esempio, il Prosecco. Ma ci faccia lei un po' di cappello all'agricoltura veneta. Credo che da un po' di anni il settore agroalimentare stia, tirando in avanti il PIL del nostro paese. Pensiamo solo che nel 2015 abbiamo esportato con l'agroalimentare 37 miliardi e mezzo, stiamo parlando di quasi il 10-11% del PIL del nostro paese tra agroindustria e agricoltura. Poi parlando di vino, la regione Veneto è la prima, esportiamo sempre nel 2015 qualcosa come 5 miliardi e 4 di vino nel mondo. Nel 2016 avremo fra poco i risultati, ma credo che supereremo abbondantemente queste cifre. L'obiettivo è arrivare al 2020 con l'esportazione sull'agroalimentare di avvicinarsi ai 50 miliardi. Per il Veneto è la regione che sul vino è la prima d'Italia. Nell'agroalimentare abbiamo delle eccellenze enormi, pensiamo a Verona, ai pastifici, ma in tutto il Veneto, e questo fa pandan con il turismo, perché non solo esportiamo, ma anche i turisti che vengono qua leggono gastronomia veneta, e quindi c'è un doppio legame tra agricoltura e turismo, tra agricoltura e esportazione, perché poi qui chi viene assaggia i nostri prodotti, ovviamente gli restano nella mente, le eccellenze nel cervello, e quindi quando torna a casa all'estero, in Germania, negli Stati Uniti, ovviamente ordina i nostri prodotti, il vino piuttosto che altri, e quindi è una ricchezza enorme, e la nostra economia veneta con l'agroalimentare è una delle prime d'Italia, assieme alla Lombardia e all'Emilia Romagna, e quindi credo che è stata la salvezza del PIL italiano, del prodotto interno lordo italiano, e su questo credo bisogna spingere in maniera eccezionale. Sono state fatte diverse leggi, adesso c'è l'agricoltura 4.0 dove ci sono investimenti, gli iperammortamenti per gli investimenti tecnologici per le aziende agricole, per le aziende agroalimentari, c'è un'attenzione particolare, sono state fatte diverse leggi nel settore agricolo, pensiamo al caporalato, all'agricoltura sociale, io sono stato relatore della legge sulla canapa. Oggi ci sono una serie di prodotti che stiamo incentivando e stiamo aiutando, perché tutte queste nicchie possono far crescere il nostro paese e la nostra economia agricola. C'è un ritorno anche dei giovani in agricoltura che stiamo incentivando, perché è il fulcro essenziale, avere manodopera qualificata e giovani che si investono e credono in questo settore, e credo che su questo appunto noi dobbiamo continuare, perché è una delle eccellenze che abbiamo nel nostro paese. Con Paolo Levorato, un augurio dal direttore del Gazzettino Roberto Papetti, un augurio programma per questo 2017. Dottor Roberto Papetti, direttore del Gazzettino. Siamo alla premiazione del Piatto di Natale 2016, siamo però abbondantemente nel 2017. Noi abbiamo sempre chiesto a lei lavoro, sport, turismo, cultura per Venezia 2017. Andiamo per ordine. Da cosa partiamo? Partiamo con la Regione Veneto, la situazione, la pedemontana, i progetti che ci sono ma non si vedono, le US che cambiano ma non sono pronte. Il 2017 è un anno che può essere un anno di svolta. Lo si spera dal punto di vista economico, anche se
segnali che per il momento si hanno sono segnali che dicono che qualcosa sta cambiando, ma non nella velocità e non nell'intensità che sarebbe necessaria. Per quanto riguarda la Regione Veneto in particolare, la grande sfida con cui la Regione dovrebbe confrontarsi il prossimo anno è il referendum sull'autonomia, e questa sarà probabilmente la scadenza politica più interessante per valutarne gli esiti, la portata e anche le conseguenze. Lei prima parlava di pedemontana, di sanità, eccetera, eccetera. Certamente la pedemontana è uno dei grossi impegni che abbiamo di fronte e su cui c'è da attendersi una soluzione. Insomma, questa è la principale opera viaria a livello italiano attualmente in costruzione. C'è una situazione di impasse, non si capisce se gli studi che sono stati fatti a sostegno, a supporto di questa opera siano accettati e siano ancora condivisibili, non si capisce chi la deve finanziare. Io credo che a livello nazionale, perché lì sono nati i problemi, deve essere fatta una scelta e dire se quest'opera va completata, come credo che debba essere completata, anche perché sono già stati spesi molti soldi, e se serve un nuovo assetto azionario che lo si trovi. Quando si è andati a Roma ha detto il progetto è Veneto. Fermiamoci lì. Tanti amministratori, bravi o meno bravi, pochi politici. No, direi tanti politici e pochi amministratori bravi. Beh, abbiamo detto la stessa cosa, vabbè, ma ci fermiamo un attimo a Venezia. Venezia ha cambiato tutto, c'è stato il commissario, adesso c'è un nuovo sindaco, in città si mormora che non ci sono gli assessori. Non lo so, questo bisognerebbe chiederlo al sindaco. Certamente l'impostazione che Luigi Brugnaro ha dato alla sua amministrazione è un'impostazione che fa molto riferimento alla sua persona. In questo Brugnaro evidenzia la sua identità di imprenditore, di uomo di impresa, e quindi abituato ad assumere e ad assommare su di sé tutte le responsabilità. Certamente in molti casi c'è, al di là delle battute, un evidente divario tra la capacità di azione di movimento e anche di iniziativa politica del sindaco e la capacità di alcuni dei suoi assessori di essere conseguenti e di seguirlo con lo stesso dinamismo e con la stessa capacità decisionale. C'è forse un problema di squadra, però mi sembra che sia un problema che il sindaco non considera fondamentale, perché il sindaco ha fatto una grande scommessa innanzitutto su di sé e conta molto su di sé. Una chiacchierata con Paolo Levorato con due amici, Luciano Callegaro, Vincenzo Lovino. Ed eccoci, piatto di Natale, splendida giornata 2017, c'è il sole che brilla e abbiamo trovato anche due amici, Luciano Callegaro e Vincenzo Lovino. Intanto buongiorno, ben arrivati anche voi a questa festa. Un pensiero sulla nostra città, sul nostro territorio per questo 2017. Con il dottor Vincenzo Lovino io punterei soprattutto un pensiero rivolto verso i giovani. Beh, effettivamente credo che l'auspicio di noi grandi che abbiamo fatto esperienza è quello di poter mettere a frutto, valorizzare quello che abbiamo seminato insegnandolo ai giovani. Io comunque sono sempre fiducioso del fatto che i giovani possono dare un estremo contributo al nostro progresso, perché evidentemente quando diciamo che i giovani sono il nostro futuro intendiamo anche che sono quelli che poi in un certo senso, passatemi la battuta, pagheranno i nostri contributi. Però a parte la battuta, effettivamente bisogna che insegniamo loro a vivere, insegniamo loro a fare imprese, insegniamo loro a come trovarsi un lavoro. Allora, prima a tavola, e mi è ben testimone il dottor Lovino, Luciano Callegaro ha detto che ha fatto uno studio, una statistica, e ha visto che i matrimoni, ci sono sempre più separazioni, sempre più divorzi, da quando lui vende meno diamanti, meno gioielli per le signore. Può essere vero, Luciano? No, comunque è da dire che in gioielleria i diamanti sono sempre richiestissimi e ambiti, se vogliamo.
perché è un regalo, uno dei principi del regalo che si usa a fare alla propria amata, se vogliamo, o anche alla moglie in generale. E il diamante rimane sempre molto molto richiesto, desiderato. Io spero proprio anche qui nel prossimo San Valentino che venga senz'altro preso in considerazione come idea regalo per festeggiare assieme appunto tutti gli innamorati. Allora, il dottor Lovino, setup, rivolgetevi con fiducia per i consigli, per guardare al futuro con più serenità, con meno pensieri. Luciano Callegaro, per la vostra amata e per il vostro amato, un regalo fa sempre piacere. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Con Paolo Levorato parliamo del gioco dell'oca, siamo in piazza Mirano? No, parliamo con Sandro Zara, un personaggio tutto da scoprire. Sandro Zara, siamo qui, io direi tra gli abiti, le creazioni. Come chiama lei queste sue creazioni? Ma piaceri, perché quando mi metto a lavorare su queste cose qua, francamente provo un piacere. Io vengo dal mondo tessile, e sì che sulla confezione sono un po' in prestito, però francamente ho avuto anche le mie belle soddisfazioni. Partiamo proprio da questo, io vengo dal mondo tessile. Mondo tessile cosa vuol dire? Beh, a quell'epoca era un periodo subito dopo la guerra, o di recente ho conosciuto i boom e le prime crisi, anche questa è una crisi grossa, comunque ho conosciuto delle crisi che secondo me non hanno paragone. La ragione dell'amore tessile è vedere la materia prima che si fa dal filo, dalla lana, eccetera, tutta questa cosa qua. Alcuni non se ne accorgevano, amici miei che lavoravano con me. A me invece prendeva un fascino che ancora oggi, quando maneggio i tessuti, eccetera, sento questo piacere. Quindi forse è per questo che lei si è buttato nel tabarro, nelle rievocazioni storiche degli abiti, dei cappotti. Sì, io sono, diciamo, una enciclopedia, insomma, la parola è grossa, ma per dire perché sono vecchio, non perché sono bravo. E sì che conosco tanta storia, e sì che ho avuto due nonni che avevano il tabaro, ho lavorato in un primo lanificio dove c'era un ingegnere con grande tabaro, e questo indumento mi ha sempre affascinato, perché è l'unico indumento che è arrivato ai giorni nostri e che ha migliaia di anni, che dico, era antecedente all'uso del bottone, antecedente alla macchina da cucire, ed era trasversale che di più non c'è. Lo adoperava il magistrato importante e il brigante, lo adoperava la donna di facili costumi e la madre sbadessa, insomma, che è un indumento che è affascinato, è intrigante, è bellissimo, insomma. È intrigante anche però Sandro Zara, che non smette mai di ricercare, non smette mai di proporre le ultime novità, le ultime idee, gli ultimi lavori. Io ce la metto tutta per imbrogliare la vecchiaia, perché ho piacere di fare questo lavoro qua, e naturalmente però la stagionatura un po' dice l'esperienza ti aiuta, sì, ma insomma l'esperienza anche sul groppone, tanti anni da portare avanti. Non mi posso lamentare, lavoro ancora con tanto entusiasmo. Allora, noi speriamo di ritrovarla nei nostri giri prossimamente, proprio per scoprire le novità. Prima, parlando fuori onda, raccontavo di un amico, di un collezionista di divise, e subito ho visto gli occhi brillare di Sandro Zara. Sì, perché sono un creativo, non uno stilista. Io attingo tutto dalla storia del passato. Il mio trench è un trench da indumento militare, nasce per gli ufficiali, non nostri, inglesi in questo caso, però ho il 15-18, che è questo capo qua, che lo facciamo in due colori, andata e ritorno. L'andata è il colore originale che il Regio Esercito dava alla truppa, al soldato. E il ritorno, come abbiamo visto nei musei, sono quel colore sbiadito, perché dopo molto tempo che passavano su queste cime, vento, pioggia, eccetera, siccome che erano tinte vegetali a quell'epoca, non c'era la chimica ancora come adesso, sbiadiva, sicché abbiamo il verde andata e ritorno, colori quali tornavano, perché purtroppo è stata un disastro, insomma.
con Paolo Levorato in clinica veterinaria Concordia. Andiamo a vedere cosa è successo questa notte. Presso la clinica veterinaria Concordia con la dottoressa Ione Stefanon. Allora, questa volta abbiamo un parto. Sì, questa notte Yuma è arrivata in clinica d'urgenza perché i proprietari non si erano accorti che fosse incinta e ce l'hanno portata perché hanno visto che aveva la pancia gonfia e aveva dolori. In pochi minuti il parto è cominciato, è durato un paio d'ore, quindi questa notte abbiamo fatto assistenza al parto a questa cagnetta che ha partorito 2 cuccioli, ci sono 2 femmine e un maschio, in perfetta salute. Lei all'inizio non li ha riconosciuti, dopodiché ha cominciato a pulirli e ad allattarli. Un attimo, lei all'inizio non li ha riconosciuti, proprio perché era un parto assistito, perché era un parto diverso, perché era la prima volta per lei? Probabilmente perché era il primo parto e quindi non sapeva neanche lei bene cosa le stesse succedendo. Dopo pochi minuti invece li ha subito riconosciuti e ha cominciato a fare tutte le assistenze e le manovre che loro normalmente d'istinto materno cominciano a fare. Adesso vediamo che sono tranquilli, ovvero stanno vivendo normalmente. Sì, hanno finito di prendere il latte pochi minuti fa, quindi adesso sono tranquilli e dormono. Quanto rimangono ancora così piccoli? Io li vedo proprio molto minuti. No, per essere cuccioli di un pechinese sono anche abbastanza grandini. Non si ha idea di chi sia il padre, per cui è difficile stimare e valutare quanto grandi possano diventare, però sono perfettamente in salute e già abbastanza grandi in realtà. Perfetto. Cosa succede alla clinica veterinaria Concordia? Abbiamo saputo di un caso particolare di un gatto. Sì, sta per arrivare un gatto che è stato investito e che probabilmente avrà bisogno di fare un intervento chirurgico d'urgenza, che però appunto non avendo proprietario non si sa bene come gestirlo perché appunto essendo una clinica privata non c'è nessuno che possa coprire le spese, per cui adesso quando arriverà valuteremo se è il caso di fare la chirurgia e se va fatta d'urgenza procederemo e vedremo chi ci aiuterà. È un caso eccezionale. Esattamente. Grazie ancora alla dottoressa Ione Stefanon, alla prossima. Prossimo appuntamento con Paolo Levorato, sempre su Prima Free.